Le condizioni subito dopo lo schianto sono apparse gravissime. Inutili tentativi del 118 di rianimare Alfio Alessandrini, 61 anni, di Sant'Alberto di Zerobranco, che poco prima delle 11 a bordo della sua Suzuki nera stava percorrendo la strada noalese in direzione Treviso. Qui lo scontro con una Ford K guidata da un 56enne trevigiano che si stava immettendo da una laterale di sinistra. Le dinamiche esatte dell'incidente però sono ancora in fase di ricostruzione da parte della Polstrada di Treviso, che per più di 2 ore ha effettuato i rilievi nelle vicinanze del ristorante Busatto, con notevoli disagi al traffico, molti gli automobilisti attoniti. Vedendo il tutto, sono stato male, vedendo la persona a terra, insomma, ecco. E siamo rimasti molto colpiti. La strada sì, trafficata sì, ma in questo momento non tanto. L'aeroporto è chiuso, quindi c'è molto meno traffico. Alfio lascia una moglie e 2 figli poco più che ventenni, Giulia e Davide. In tanti lo conoscevano, prima aveva gestito una rivendita di vini, poi si era occupato di lavori di giardinaggio, ora era impiegato in una ditta di ponteggi. Parla di una doccia fredda per la comunità il sindaco di Zerobranco Luca Durighetto, cui si aggiunge il dolore del consigliere Andrea Favaretto, amico di Alfio, che in mattinata con il suo camion è passato sul luogo della tragedia. Sì, io lavoro all'ICG di Grigolin, sono tragitto col mezzo pesante, ma al momento non mi ero accorto sinceramente che era lui, poi sono venuto a saperlo e la notizia mi ha veramente abbattuto. Faccio le condoglianze a nome del sindaco e di tutta l'amministrazione comunale alla famiglia. Resta il ricordo del lavoratore e padre di famiglia. È una persona normale, normalissima, che seguiva la sua famiglia, lavorava, ha passato anche momenti difficili nella crisi dell'edilizia, ha provato a aprire un'attività sua, è durato per anni, vendeva vino, era molto conosciuto, una persona che se avevi bisogno era sempre disponibile, è finita così.